Una legge speciale per Venezia e il suo entroterra. Ecco la sfida che può rilanciare il Veneto. I primi squilli della campagna elettorale per la regione Veneto hanno messo al centro Venezia. Non è un caso, come ricorda Paolo Costa, già presidente del Porto e profondo conoscitore delle dinamiche della città lagunare, la questione veneziana è tornata ad assumere un carattere di interesse nazionale, capace di ridefinire non solo il futuro della laguna, ma anche quello dell'intero Veneto e del nord-est. In un intervento pubblicato oggi sulla Nuova Venezia, Costa sottolinea che la prospettiva di una nuova legge speciale per Venezia ha senso solo se saprà affrontare i veri nodi e non più rinviabili. L'innalzamento del livello del mare con la conseguente gestione del Mose e della fase post-Mose. L'uso della laguna da liberare dall'equivoco culturale che l'ha cristallizzata in un falso ambiente naturale, dimenticandone il ruolo storico di infrastruttura difensiva e portuale. E soprattutto il coinvolgimento dell'entroterra veneziano come parte integrante della vitalità socio-economica della città. Cioè non ci sono due città, ma ce n'è una sola. Costa individua una responsabilità precisa, la Regione Veneto, che negli anni 70 avrebbe dovuto fare della questione Venezia la pietra d'angolo di una strategia metropolitana. Quindi ha tradito quella missione, scegliendo di frammentare le funzioni e rinunciando a creare un grande polo urbano competitivo con Milano, Bologna e anche Monaco. Vi ricordate l'autostrada Venezia-Monaco? Il risultato è stato duplice. Da un lato Venezia storica ha perso funzioni vitali, anche a causa della mancata realizzazione di una metropolitana sublagunare. Dall'altro il Veneto centrale, cioè il triangolo Mestre, Padova, Treviso, non ha beneficiato di quell'integrazione che il sistema ferroviario metropolitano regionale avrebbe potuto garantire. Ecco allora la sfida, una nuova legge per Venezia e il suo entroterra che non si limiti a rifinanziare le norme esigenti ed esistenti, ma che ridefinisca un progetto strategico capace di rilanciare insieme la città lagunare e l'intero Veneto. Venezia, sostiene Costa in questo suo articolo molto interessante, deve completare il suo rito di passaggio alla modernità, da città globale della Serenissima a città centrale di una regione policentrica, capace di attrarre innovazione, imprese e funzioni metropolitane ad alta intensità tecnologica. La proposta è chiara: investire in infrastrutture di connessione ad alta capacità, dalla sublagunare al completamento della SFMR per far circolare il sangue vitale tra Venezia e il suo entroterra, creando un'unica città metropolitana veneta. È da questa visione che può nascere una legge speciale davvero utile, non un privilegio per una città, ma un volano di sviluppo per tutto il nord-est e di riflesso anche per l'Italia intera. Quindi una legge speciale per Venezia e il suo entroterra, conclude Costa in questo suo articolo, è oggi la sola strada per rivitalizzare la città lagunare, renderla nuovamente centro e sistema e non periferia decadente e dare al Veneto la massa critica per affrontare le sfide globali dell'era digitale e neoindustriale. Questo è un messaggio che risuona come un monito alla politica. Venezia non può più permettersi di restare prigioniera di equivoci culturali e di scelte rinviate. La sua rinascita è la chiave per rilanciare l'intero Veneto. E tutti noi veneziani e veneti dobbiamo rilanciare. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.